Buon pomeriggio amici di Sportesi, un saluto dal vostro Marco Genduso che per commentarvi la sfida che vede scendere in campo Città di Leonfortese e Leonforte, e Athletic Club Palermo. Messa laterale, sono passati 6 minuti circa dall'inizio del match, mancano infatti 14, Segna col tacco, sfiora veramente un grande gol. Gita di pochissimo, nel frattempo con l'ovvio Tuzzolino e Tuve avanza, può calciare Tuve Iraci, poi Barcellona e Iraci accusa probabilmente un colpo, gioco fermo, non l'ha fatto apposta sicuramente, però si sono scontrati i due. Nilmar per Barcellona, vuole il dribbling Ilardo, molto bravo a non farlo passare, per Barcellona ancora scambio per Tuve che fa sfuggire il pallone, calcia Comancino! Francesco Tuve si inserisce con i giri giusti e poi batte il portiere, fa 0-1. Ancora Ilardo, il taglio per il e per il gol del pareggio, l'esultanza rabbiosa con i compagni ed è 1-1. Poi il passaggio, Tuzzolino ringrazia, calcio verso la porta, Iraci respinge, Ipsale, buona giocata, cerca il tocco verso i compagni, non funziona, Sanchez, palla in cotta con il mancino, poi Tuzzolino, ecco la velocità, Tuzzolino, calcia! E subito Iraci va in presa bassa. Calcio d'angolo, Restivo la tocca, poi Barcellona con tutta l'accelerazione, Barcellona! Lo fa bellissimo, si autolancia in accelerazione e poi fa il gol dell'1-2 col mancino, palla in buca d'angolo. Di vantaggio Athletic. Buon lavoro, Barcellona, salta con l'uomo, Barcellona prende la porta ancora, Iraci, poi Restivo sul primo, palla fuori, adesso sta nascendo sempre di più la squadra di Mister Miosi. Palla come sempre sul mancino, Tuzzolino molto bravo che ruba il pallone e poi autolanciarsi, palla in mezzo per Barcellona, Iraci, un miracolo assoluto, ha grandi qualità tecniche, però lui qui ha fatto un grande lavoro. Intanto Barcellona sponda per Tuzzolino col tacco, magia, Restivo! Cosa hanno combinato? Vuole sentire infatti i tuoi compagni, ma anche il pubblico, Tuzzolino. Poi gol di Restivo, ma che magia di Giovanni Tuzzolino. Ipsale fa una buona giocata, allarga molto bene le partite di Ilardo che cerca il secondo palo! E sbuca come un fantasma, Paolo K! E fa 2-3, la riaperta. Talba si esalta, palla ancora che passa! Che pareggio! Città di Leonforte con l'ultimo tocco sfortunatissimo di Capitan Giuliano ed è 3-3. 1-2, non ne riesce il tocco verso Nilmar, adesso forse con Tuzzolino ci saranno un po' di possibilità in più per Nilmar di attaccare Barcellona, Nilmar traversa, palla lì, Tuzzolino fa 3-4, ci aveva provato in più occasioni l'Athletic, non c'era riuscito, prima Barcellona, poi Nilmar, alla fine la mette nel palo lontano proprio Giovanni Tuzzolino, 3-4. Tuzzolino con la punta, Barcellona può dilagare, palla per Nilmar, tocco morbidissimo! Nilmar questa volta è preciso alla perfezione, fa 3-5, apparecchia per Nilmar che può puntare, attende la sola posizione di Barcellona e poi Psale la tiene sulla linea, Restivo la tiene in campo, Nilmar sul mancino, può calciare, Iraci sempre in spaccata, puntualizza, poi segnala ma il Restivo, calcia! Palla fuori, Vallecchia, uno schema per Tuzzolino che accarezza, poi c'è il secondo palo, è una buona idea questa, poi Restivo su segnala meglio, Barcellona, ancora Restivo, secondo palo, Tuzzolino! Fa tutto benissimo l'Athletic, magia ancora di Restivo, questa volta è lui a fare l'assist a Tuzzolino, che quindi trova il risultato di 3-6. Alessandro, ancora Psale, D'Alessandro, quasi una cantilena, Ilardo, poi tocco di Nilmar, Tuzzolino con la precisione, la palla prende il palo e poi il gol di Tuzzolino che la piazza in buca d'angolo, sembrava potesse uscire, poi in realtà ha beccato il palo interno e dunque gol del 3-7. Alessandro, cosa è calcia, Miceli apparecchia, palla in mezzo per Ipsale e poi Giuliano si sostituisce qui ad Alba, batti 5 con il compagno. E dentro 5 secondi, 4 secondi, palla in mezzo, D'Alba, poi cerca anche la gloria personale, non trova la porta ma va bene così perché finisce la partita, vince l'Athletic Club Palermo con il risultato di 3-7 contro il Città di Leonforte dopo un primo tempo non perfetto, poi il secondo tempo invece da incorniciare per la squadra di Mister Miosi.